Con il dottor Mario Burlò, il rappresentante legale della OJ Solution, azienda che arriva a Sassari. Sbarca in un'isola che già vi ha ospitato per quanto riguarda il vostro lavoro. Ha detto una cosa molto bella in conferenza stampa: restituiamo qualcosa al territorio, e ha scelto chiaramente una delle squadre più rappresentative della nostra isola, peraltro la più vecchia. Assolutamente sì, per noi è un onore entrare come main sponsor nella Torres, innanzitutto per star vicino alla Sardegna, perché io considero la Torres la seconda squadra della Sardegna, per cui abbiamo scelto la Torres e si cercherà di fare insieme dei bei risultati. Imprenditorialmente è una strategia giusta, noi non ci serve per entrare nel Sassarese, noi siamo già presenti nel Sassarese con oltre 700 dipendenti, per cui andremo a lavorare ancora di più, specialmente anche nel sociale. Una sinergia quindi che va al di là di quello che è il mero rapporto commerciale, che naturalmente sta in essere nei main sponsor che prestano il loro marchio alle squadre di qualsiasi categoria sportiva. Peraltro voi avete un qualcosa che con lo sport ha tanto a che fare, visto che avete altre sponsorizzazioni in giro per la penisola. Assolutamente, abbiamo sponsorizzazioni anche nella vostra isola, ad esempio a Nuoro la pallamano di Serie 1, per cui noi crediamo sulla sportività. Perché? Perché uno non deve solo badare al profitto, deve comunque anche sponsorizzare, far conoscere il marchio e aiutare magari delle persone. Questo è un contratto di un anno, però presumiamo che cammin facendo questa può essere una soluzione anche per quelli che possono essere i problemi legati alla crescita e al mantenimento, come diceva il presidente Secchi, di un brand vero e proprio che risponde al nome di Torres. Diciamo che è una sponsorizzazione di un anno, ma siamo partiti già molto bene, noi siamo molto soddisfatti per l'amore che ha il Presidente per la squadra e per tutti i tifosi. Al gremio dei contadini io sono rimasto meravigliato.